Il Mantova ha pareggiato in casa col Villafranca per 2-2, sotto di 2 reti all'intervallo. I biancorossi hanno raggiunto il pareggio nella ripresa con D'Angelo e Caruso, furenti con l'arbitro e i giocatori virgiliani. Quando Alfonso Caruso ha scagliato in rete un pallone carico di rabbia, dagli spalti è partito un lunghissimo sospiro di sollievo, misto al rammarico per un'occasione persa. Il 2-2 con cui il Mantova ha chiuso la gara con il Villafranca, il classico risultato double face, figlio di un primo tempo inguardabile e di una ripresa tutto cuore e grinta. Una giornata iniziata con gli applausi per Mirko Bellodi, che raggiunge quota 300 gare in biancorosso, è diventata incubo con il tiro della domenica di Taddeo, che al secondo minuto ha messo in salita la gara. I minuti scorrono senza che il Mantova riesca a sbrogliare la matassa e dallo scadere piove sul bagnato con l'ingenuo fallo di Ferrari su Silvestri, che genera il rigore del 2-0 realizzato dallo stesso Silvestri. Nella ripresa il Mantova prende coraggio malgrado l'uscita di Ciccio Graziani, toccato duro dai difensori rossoazzurri. Gli innesti di Vinazzer, Biondo e Mamadou danno dinamismo ai biancorossi, che al 58esimo accorciano le distanze con D'Angelo, bravo ad addomesticare un tiro di Vinazzer rimpallato dalla difesa. Caruso si vede annullare giustamente un gol un minuto dopo, ma al 73esimo è pronto all'appuntamento con la sua prima rete nel Mantova. Forse in finale generose con qualche ulteriore occasione, ma il risultato non cambia. Resta la soddisfazione per la reazione mostrata dalla squadra ed il rammarico per il primo tempo disastroso e per un arbitro rivelatosi inadeguato per una partita del genere. L'arbitro ha impressionato un po' i nostri giocatori, nel senso che ne ha ammoniti 3 o 4 o 5, non so neanche, ma solo da una parte, e poi in più, secondo me, non teneva in mano la partita. E secondo tempo sono andato appunto negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo per dire pensate solo a giocare, perché l'arbitro, ma io non so, perché vedo che sono 3 domeniche che gli arbitri onestamente non è che diano una mano al matto, io non voglio una mano, però mi sembra che ci diano addosso. Io mi sono arrabbiato perché l'ho visto esultare sotto la curva. Un ragazzino che ha 18 anni, 19, numero, insomma quello che ha, insomma, io ho semplicemente detto che stava meritando di vincere e io ho detto di andare a esultare da un'altra parte.